Beppe. Pronto? Buonasera, a me siete un signore. Ti ringrazio. Siete un signore, non porto che va a fare con chi tu chiami che merda. Ha lasciato sta usata un buon guaglione. Va bene. Buonasera a tutti, buonasera Presidente. Buonasera, Don Beppe Terracciano. Sì. Don Beppe, buonasera. Buonasera a voi e a tutta la fascia d'ascolto, a zio Beppe, a zio Marcello. Come sta vostro figlio Antonio? Sta bene, sta ascoltando la radio, Ci mando un porto bacio, ci manda. Sì. Un porto bacio a vostro figlio. Io vi ringrazio. Ombe, Dite. Don Beppe il tabaccaio. Sì. Vabbè, dite una cosa, però da quello che siete, come io vi sto parlando. Sì. L'altra volta siete venuti alla radio. Non ho... Avete rimasto posto per me. Aspettate, non ho capito. L'altra volta Sì. siete venuti alla radio. Sì. Avete rimasto poco di pasta per me. Pasta per me. Ho rimasto un po' di pasta per voi. Ma quando mai? Non è rimasto manco un poverino, non vale mai. Chiamata urgente per il numero Vabbè, ci vedo l'ago, per piacere. 4 6 Poi io 7 sono 5 svelta. 8 0. Don Beppe. Sì. È rimasta la pasta per me o no? Come c'è Io sono detto, questo è il presidente, io non... Ma quando si chiama per il maletto, mia zucchina per me chiedo può farlo. Non è vero, non ho trovato niente, Don Beppe. Mia zucchina se facesse una mangiata, se mangiai cose, come si chiama? Pure mia zucchina O cantando. Forse sarò cantando, o mia zucchina si è attuata più, io rimanetto mia zucchina. Beh, come hanno trovato? Scusate, non vale loro mia zucchina già bastava. Io sto poco bene, sto influenzato. Sentite, voi natalici le bugie e natalici le fossari. Perché? Voi siete una bugiarda. Perché? No, Perché stasera mio fratello va telefonato a casa. Mio fratello va telefonato a casa. Attenzione, prego. Stasera. Ma stasera perché non te ne va? E lui a casa non ci stimano. 4 6 7 Non decide fossari. 8 0. Avete capito? A che ora ha telefonato? Ha telefonato in lotta. Veramente non ci stai per Voleva da con voi mio fratello perché occorressero 5-6 quintali di maccherone. 5 guarda per la miseria. No, ma no, sempre pagando qualcosa, visto una persona senza niente. E certo, si vanno a milioni di lire prima per fare 100 lire. Ma ripeto, voi pure 10 quintali, ma adesso tu quando non volete mi mettere a disposizione. Lo saggio, guardate. Pure non cambia il rimorchio. Vabbè, ma basta solo rimorchio, cambio le tenete a vita per voi. Un do rimorchio se ne va giù assai. Ripeto, comunque volevo dire una cosa, vostro fratello si è telefonato a casa, non è vero, perché io sto proprio influenzato, Sentite, mio fratello ha telefonato a casa, dice che c'ha risposto una femmina. Sta femmina è guardata un Beppe, non c'è se volete vi chiama la moglie. A mio fratello e te femmina non hanno mai contato niente e penso che hanno contato niente, manca la moglie e un Beppe, ha chiuso la taverna. Mia moglie conta come? Come? Mia moglie conta e come? Ma non penso che conto più di voi. Faccio conto io. Vabbè, vi conto voi quando fa piacere a voi. Esatto. Ma se a voi non vi fa piacere non conta niente. No, io poi mi faccio battere con cucà. Sì. È così, guarda. L'uomo che omma. Sì. Ah sì, se da fatto la moglie sta a cucà. Vabbè, ma che è troppo bello quando la femmina va avanti. Avete capito? È troppo bello. Io rimane ma la faccio fare una pagliata a maitella mia, rimane. La faccio fare una schiaffiata come mi piace a me. Sì, e poi via da qua. Auguri. Come? Auguri. Io che cosa? La schiaffiate. Sì, questo preferiamo via a via poi. No, Don Beppe. Sì. Ma la schiaffiata come tu non va piacere, no, io sto dicendo auguri. Sì. E perché mi dai la parte fuori? Presidente, non decide, manca mezza parola che via a via Non mi poi. permette, però, Don Beppe, non mi permette. No, sta zitto, mo presidente. No, guardate, non sta condividendo da una scarpa. Esatto. Sì, beh, io se non stia influenzato, quando ho già sentito che la Pasquale ci faceva la mono veniva, ma... Guardate, sto povero guardate. Andavo alla radio. Guardate, si è fatto una moto, c'è quel rosso, mi pare che tenesse una volta sotto il cuore. Però, Don Beppe, dite. un solo Don Pasquale, no, Don Beppe di Camalato lì. Sì. Vabbè, la potevano fare a bello, c'era Don Beppe il tabaccaio, ci stavo io, c'era Nando Edra, c'era tante Ma persone. guardate, ma io Don Pasquale ha fatto il suo dovere. Sì, però non parlo, non può parlare. Ma
magari ti tengo compagnia. Lo so. Potete fare appello. Isolamento, sono detto. Isolamento proprio guagliò. Come isolamento? Comunque volevo fare un appello a Lorenzo. Lorenzo, signor Lorenzo, state calmo. Non può permettere proprio, non può permettere proprio. Veramente, guardate, veramente ho evidenza e chiudo un luogo a fare una stasera, non mi ha piaciuto proprio. Ma poi hai sbagliato 2 volte, no? Non mi ha piaciuto proprio, guardate, non mi ha piaciuto Mi fate dire proprio. una parola, Don E poi posso dire pure un'altra cosa. Sì. E va lì che tengo 88 anni, la colpa non manca solo. La colpa è chi ci ha fatto rigire e chi ci ha fatto chiacchierare così. Può darsi. Perché allo steve è come che ci facevano solo il telefono alla mano, era vicino un bar di fuoco cristiano. Capite? Don Beh, aspetta. O vino avesse sta in debotti, i cristiani avessero una cucaliuna. Don Beh, facete dire 2 parole. Licito. Permettete, Presidente, scusatemi. Prego, per carità. Allora voglio fare un appello a Lorenzo. Lorenzo, signor Lorenzo. Sentite, mi fanno una cortesia. Sì. Qui chi sta appello, facete per dentro telefono vostro, dopo di andare a giorno dove sto noi. Sapete, a me, per quando esiste la giornata di oggi vi è vieto. No, io mi potete pure il A me, tavolo. sentite, voi tenete una età e tenete un rispetto. Io vi ringrazio. Io vi è vieto. No, e volevo dire... Allora Perché voglio... ricordavo una cosa, nessuno mi vuole scarpe a me, tengo 88 anni e non mi faccio scarpe a Ma non è una questione di scarpesarvi. Volevo dire... Presidente, voi che siete presidente, Sì. mettete la parola come stanno dicendo, se no figlio è via fuori. Don Beppo, ma Don Beppo il tabaccaio non sto dicendo niente. Non mi hanno fatto proprio da tabaccaro e pisciavino, non mi interessa. Aspettate, vabbè. Io volevo dire questo a Lorenzo. Che Ma se Lorenzo no parlavo, non me lo dice. parlasse con il presidente, insomma... Parla alla radio. Va bene, signor Lorenzo potrebbe parlare con il presidente e tutto a posto così. Va bene, presidente? Va bene, si aperto. Io vi dico una cosa, che nessuno mi ha mancato rispetto come mi ha mancato rispetto su Luciano. Don Beppo, Ne ma chi cazzo ha mai conosciuto? Don Beppo di Camarato lì. Dicete, Io vi do la mia parola. sì, Nelle vostre prossime trasmissioni, le mie trasmissioni, con Madre Peppa, chiedo scusa, Lorenzo da Versa, io metto a posto. Io ho sbatto adesso e la parte fuori. No, ma senza mettere a posto, che significa No, se mettere... metto a posto, non hai sbagliato contro Peppe. Di Camarato lì. ma no, ma sentite che sto parlando questo, sto parlando sporca, ma non è mai stata la radio gialla così, specialmente fatto a uno che diciamo avesse essere giallista. Ma quando mai? Giorgio ci permetti di parlare? Ma non esiste proprio, non esiste proprio. Senti, oramai io principi già la pigliatina, di bisogna di più che mi viene la Ma lingua. allora sbaglio contro voi, Don Senti, Beppo. Presidente, facciamo piacere a dare fanculo prima voce. A chi da via fuori, forza. Ma dopo solo telefono e banata io. Io non me la vado a casa stasera. Cazzo, non vediamo. No. E beh, so cazzo ma andava chi, io rimango come due cazzo a destra. A che già ci parti, zio Beh? Arrivederci. Aspettate, zio Beh, un saluto, io. Un saluto me ne va chi? Pronto? Non mi interessa niente, ma andava chi. No, zio Beh, aspettate, state un po', io. Don Beppo, ci vado, magari dei saluti. Don Beppo di Camarato lì. Se ne aiuto, veramente se ne aiuto. No, mi aiuta a fare un po' grande. Tengo 88 anni e nessuno sa da pigliare un puntino che buono a me. Nessuno sa da pigliare, non ci ho permesso a nessuno. Non ci ho permesso a nessuno. Non mi permetto proprio. Vabbè, io voglio tanto bene, voi non lo sapete. Se lui E io dico un'altra cosa, che è l'acqua, mi faccio bere capre e mi faccio bere fritta. Esatto. Avete capito? Non aspetta che c'è il freddo quando già beve. Vabbè, Mi deve zitto. Capite questa parola? L'acqua capre. Avete capito? Capito bene questa parola? Sì, è vero. Il presidente lo fa. L'acqua capre. Vabbè, Faccio a schiaffiare prima e poi faccio a schiaffiare. a me. Ricordate bene che i miei fratelli mi fanno questo lo fanno. A me, perché? Ma olmo furiano, vabbè. Allora io mi prendo. Io mi faccio mettere in scuola e camminare in tuo paese. Ma se me la cucino lo Ricordate bene che io avevo i lacci e scarpe per prendere per il chino. A me. Presidente, state d'accordo, Presidente, ho sapito pure. Vedi, io voglio spostare perché io quanto riguarda di Beppe, di Camardo, la faccio d'ascolto. Lo so che voi siete rispettosi, però sapete che poi Beppe di Camardo è capace pure di fare certe cose. Vabbè, ma adesso manca lo conosce a me però. Beh, voi, Presidente, scusate, ma voi siete tanto una brava persona. Volete Don Beppo Tabaccato? Sì.
sarto da mi chiama forse parlò. Sì? O sarto. Chi? O sarto. Vabbè, ma voi me l'avete sbagliato nei riguardi del Non sarto. è che sbagliai. Perché lo sarto vi chiedete scusa, insomma. Sbagliaissimo tra me sbagliai. Presidente, lui ha approfittato in quello sarto, con sarto non mi è merda. No, Ha approfittato in quello sarto, ha approfittato. Lui c'è da farlo, ma da fare in quella non. Esatto. Non ha approfittato in quello sarto. Io non c'hanno fa niente. Perché ma chi era non mi ci all'ardo si trova un altro mestiere. Chi per poi sarto già vorrei che te ne avrei le forze. Vedete come ho offendito la gente, vedete? E io va bene lo sarto, pazienza, Peppo va bene lo sarto. Sentite, ci dice sarto mi manda la cimentale. Lo faccio portare, non mi preoccupare. Cimentale. Cimentale, da pigliare la radio. Come ha fatto il cantante Nando Etilo. Ma quando andate a teatro, io ricetta la moglie che metteva la firma ogni stile, non metteva la firma. Sentite, mamma va a mangiare una scatoletta. Sì, beh, io non mi sento pure, sto influenzato. Appunto, vabbè, salutate comunque. Voglio salutare, io vi saluto, Vabbè, Amarone per Benerice. e altrettanto a voi e tutta la fascia d'ascolto. Allora, calmatevi un pochettino. Niente, ora così ci stanno pochi spazi, sapete per i carcerati. Voi quando mettete le canzoni per i carcerati, tenetemi sempre presente. Mi associo. Vabbè, sentite, noi mi fanno fatto. Ogni volta che mettiamo una canzone per i carcerati da cacciare 100.000 lire. A disposizione. Volete vedere che non se ne metto di più le canzoni? No, ne faccio me. Allora allora la prossima volta facete tutta la trasmissione, a nome dei carcerati, quanta canzone mettete 100.000 lire proprio. Beh, guardate, allora io faccio una cosa. Eh, Io faccio una trasmissione speciale. sì. Solo per detenuto. O detenuto, non so come si dice. Detenuto o detenuto. Sta buono come da detto. Detenuto. Ti tenuto. Allora per tutti i detenuti faccio una trasmissione e non voglio tanti 100.000 lire diciamo, per quanto disco lo metto, voglio 100.000 lire solo. Allora, no, Senti, ti voglio 100.000 lire solo e mi faccio allegriare e faccio fare quattro tanti di detenuti. si fa. Di Voi chi? con me, ho sapito, mi ha conosciuto, senza una lira, e io vi ho dato 200.000 lire. Con me non mettere mai un patto che soldi. Senti, Faccio la guarda, trasmissione per i detenuti e io mi metto a disposizione. vabbè, la dici solo quando sa da fare. Quando volete voi. Vabbè, non vi preoccupate che sarà fatta. Poi ci stanno 3-4 detenuti che vanno a delle cartoline vanno a arrivare. Ma non andate i cartolini. Cartoline Tutti i detenuti che mi mandano i cartolini faccio un telecone speciale per i detenuti. vanno a arrivare sulle cartoline. Avete capito? Sì. Tutti i detenuti. E guarda ci tocca la di giorno. Guarda chi tocca la di giorno. Ma ci mancherebbe altro. Avete capito? Ma non, Vabbè, ci mi sta- raccomando a voi. ma non ci stanno problemi. Vabbè, mi raccomando a voi. Non ci sono problemi. Vabbè, mi raccomando a voi. Non ci sono problemi, dobbiamo il suo vita. State senza pensiero. E pensate che noi tanto bene, che da stima che vi portiamo, e lo bene che vi vogliamo, ricordate che voi siete noi e noi siamo voi. Sì, senza che E noi diciamo una parola su petto. Esatto. E basta. Basta così. Noi ci abbiamo già capito. Sì, Non poi facciamo le chiacchiere. Esatto, E noi esatto. chiacchieriamo troppo vippite. no, un cane che abbaia non morde. Avete capito? Sì, Le medie parole sono quelle che non si dicono. esatto. Voi, ma se tutti che sta gentagli, Sentite, ma no? voi sentite meglio cristiano, ma chi sei presidente, no? O sentite sta zitto, lo banio. No, per rispetto, vabbè, No, è per Ma rispetto. guarda, rispetto, ma voi non parlate per paura. No, vabbè, sto parlando per rispetto. Voi siete un uomo vivo, siete un uomo vivo, Vabbè, guarda così come... siete un uomo di frigorifica. Ma cosa Beppe? Presidente, zio Peppe aveva ragione. Non Beppe. Aspetta, volevo dire due parole. Avete ragione. Se tutto questo gentaglia che telefono, no? Volesse pensare che zio Peppe tiene 88 anni e c'è tanto da insegnare a tutti, uomini e donne. Zio Peppe è vero che qualche volta dice la parolella, però quella parolella che dice zio Peppe sta ben messa e ben detta. Ma però chi si caga il telefono che vanno a fare tanti capuzzielli, ma che soddisfazione! Quando potrebbe domandare vicino a un uomo anziano di 88 anni, potesse dire, sì, beh, perché guardate, l'esperienza va molto di più dello studio. Vabbè, sentite, per tutti i tenuti, ma che veniate qui mettiamo la canzone l'ultima cursolata Eh. e poi ci mettiamo pure la delinquenza. Sì, Va bene? sì.
Buonanotte. Buonanotte a tutta la Buonanotte a fascia te. del Cotto, pure a Peppo Barrizzi, Sì, un altro che ci sta sì, sentendo, sì. a Peppo Macellai, Peppo Barrizzi, Sì. manna così e per scuola del Clarinetto. Buonanotte. E pure Salvatore un cravattato. Buonanotte, Buonanotte, Presidente, a tutta la fascia d'ascolto, buonanotte. Presidente, buonanotte anche a voi. Anch'io. Buonanotte, arrivederci. Vabbè. Sì, Scusate, una bella canzone di Carcerati. tutti i pedalini, Vorrei tutti... sentire la canzone di Tony Bruni. Vabbè, la grande artista. Va bene, ci pensi, Con la arrivederci. cortesia vi ringrazio. Arrivederci, Ciao a buonanotte. tutti quanti. Buonanotte. Vabbè, grazie per lo spazio. Buonanotte. Trattenere tra faccia a faccia, assassina senza cuore e mogatri e mappa, quindi ci hanno niente più, a figlia mia me la cerista tu. E come brucia mieta che stava alla verso corteo e stia serata che non può scappare, sicuro sarà messa che sta terra tu scendo sotto e venga a presa a te mieta l'acqua mieta fuoco ma son chiedo da cenare durante ma durante l'anno m'è venuta rinda suore una faccelle marnelle ma sbattevo con mallone oh ma chi non trova pace e pace non c'è sta in quando pure tu coppa sta terra non esiste più. Io vi ringrazio che mi ha gustato di grazie a te. Perché veramente c'è una persona da seguire, da ascoltare, perché voi 88 anni non ci trovate. Sarà messa che sta terra tu scendo sotto e venga a presa a te Poi spostato mieta la l'acqua mieta fuoco ma son dia che da cenare pure da ma pure da Pronta? Pronto, si vede? Sì, dite. Si vede, può dire le cose che faccio in TV? Sentite, permettete che piglio un momento il telefono. Sì, permetti, anda. Pronta? Buonasera, chi siete? Oh, Luigi Rofodone. Oh, Luigi, buonasera. Come state? Ma voi non siete Luigi Rofodone? Siete Luigi? State diretto, aspettate Luigi. Allora, a lui permettete, parlo prima il signore della sanità. Allora dite, signora. Pronto? Sì, Sentite, come si chiama quella tua signora? a Luigi del Pullone. A Luigi del Frullone. Tanti saluti e buonasera pure a Luigi. Allora io volevo dire questa a tutta la fascia di ascolto, Sì, che Don Beppe di Camaldoli, è una persona da stimare e No. da ascoltare. noi spostate con la bocca. No, perché tiene 88 anni e come lo stimo io, lo devono stimare tutti quanti. Perché Don Beppe mi fa da me e Don Beppe è onesto. E lo dico veramente con tutto il cuore, è Grazie, onesto. grazie, io sono sempre onesto, No, sempre. vabbè, ma veramente io dico la verità. Sempre stato onesto, sempre. Sempre è stato onesto. Non ci E piace, sì, qualche volta è successo qualcosa, carcerate
Perché in questo mondo ci sta una grande ingiustizia, La grande infamità. è una grande infamità veramente perché colpisce anche molti giovani napoletani e questa è una cosa che veramente mi dispiace a me. Capisce? Colpisce molti giovani napoletani e questa colpisce. è una cosa che mi dispiace molto. Vabbè, Sentite, ombe, l'ultima cosa, scusate, vi volevo salutare papà mio, Sì, che tenne pure 78 anni e vi stima pure lui. sì. Va bene? Ombe, buonasera, e se state ammalati voi Giovanni, oppure se stanno ascolto gli dite che tanti saluti da Peppino e Madedè. Va bene. Vabbè, allora passa a papà. Buonanotte. Buonasera, buonanotte, io vi stimo molto. Buonasera. Arrivederci. Buonasera. Pronto? Pronto? Pronto, ti Peppe? Sì, buonasera. Sono Pasquale, vi ricordate di me? Sentite, voi uscite fuori, il figlio vostro ha parlato, voi uscite fuori, arrivederci. O Luigi, allora io vi ringrazio che avete telefonato. Voglio fare saluto a tutto quanto la regione, Grazie. tutto Danico, Sì. a Pasquale, grazie qui. Grazie, è stata una volta interessante. Presidente, tutto quanto. Sì, sta sentendo. Buonanotte a Luigi. Buonanotte. 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 Pure Che è successo? Che è successo? Che è successo? uno strillo lontano, Madonna che paura, se scende tutto vivo, e tu c'è quella mega me ne va. Stai spesa in terra come stai amore mio, dimmi che è stato, che stamana mi fa magata a curtolare, piovere cato stilindo peccato, e infame vita me va abbandonare, ma hai detto un'ammorata mezza gente, ma che sbagliando solo per trovare, e mani odore che sto delinquente. Sono andato un presidente che non vuoi avere di te. Zio Be, io vi chiedo scusa se io mi sento mortificato, perché io non vi ho detto niente di male. È un'offesa troppo assai che mi hai da fare. No, zio Be, È un'offesa troppo assai. zio Be, ma cosa vi ho detto? Ricordatevi all'ultima cultura ma ci andiamo proprio davanti a bocca. Zio Be, ma io l'accetto pure da voi. Se ho sbagliato io l'accetto. Avete capito? Zio Be, Io però mi faccio meraviglia di una cosa sola. che cosa? Chi è che non sapeva con il telefono a mano? E basta, non diciamo niente di più. Zio Be, ma da la mia moglie telefono a mano. Non diciamo niente di rosso piede. Zio Be, ma da la mia moglie telefono a mano. Non mi sta bene. Però- Io tengo 88 anni, ci ho fatto 88 anni di sacrifici pure in sta radio. È bello e buono, pigliamo Maria, aspetta tutte un cose po'. così da una chiave. Zio Be, io se ho sbagliato, se ho ma fa Vabbè, parte sentite, queste... voi avete sbagliato e avete chiesto già scusa. Per me è già finito, stiamo a posto. Ma zio Be, ma... Per me è già finito, stiamo a posto. Signore, voi comandate il vostro marito. Non ho Voi capito. Signore, voi comandate il vostro marito. Sì, E azzeccateci un buffetone. avete fatto un dì? Non voglio sentire niente, giornate zitto. Avete zitto. L'uomo manco sa da mortificare assai. Zio Be, Dite, ma arriva a offesa assai mio marito. signore, sentite la legislazione un'altra volta. Che cosa? Sentite la legislazione. Sì, ma sento. Sentite aver liberito vostro marito come si è allariato in cuore a me. Ma perché Questo lei? non ci ho permesso a nessuno. Io ricordavo di pigli frate e frate e faccio capo e capo e butto in un gabinetto proprio. Perché l'ha fatto frate?
Avete capito? E che ti ha fatto fra? Essendo offeso per una figlia, ci ha messo la coppa. Che non state sbagliando voi? No, non sto sbagliando io. Sì, voi dai non Ti state devo sbagliando, ancora da domanda. Chi è per pliega mano? Stai dicendo papà? Avete capito? Io beh, per piacere state un poco calmo. Questo di cacciolista, non so. Siamo senza agitazione. Ricordavo di bene quando stato assieme tutto quando aveva fatto schifo. Ma perché che ti premo? A un santo Vabbè, ma che ho venuto con detto? cucchielli e chiste e mi davano di ascoltare a me. Ma zio Bè, ma cosa A ho un detto? santo anni. Zio Bè, ma cosa ho detto? Ma ditemi scuola. Ma zio Bè, ma cosa ho detto Ma io? ditemi scuola. Ma se non mi dici di cacciolista? Ma ditemi scuola. Zio Bè, ma chi è il signore sull'altra linea? Vediamo se ha sentito lui cosa ho detto. Un signore è un signore onorato che sta qua da lì. E io non la metto in dubbio, ma chi è? E non voglio metterci un pari a campare tutti e due. Buonasera. Non chiamava. Io sono contento per voi, capito? Ricordavo di bene, un patatello mi ha fatto un miracolo. Mi ha fatto diventare cristiano pure a buia. Sì. Sì. Parecchio che non telefonava, il tuo cazzo tutti e seri, parecchio che non telefonava. Zio Bè, ma chi è? Sembrava di fuoco cristiano. Dite. Ma già capito, te che hai sfruttato tutti e seri. Buonasera, E squalo. mo stasera è venuto in scuola delle coscienze. Chiede scusa. Zio Bè, se permettete, volevo chiedere alla scuola se aveva sentito io cosa ho detto, che voi vi siete offesi. Ti ha detto, voi adesso andiamo alla registrazione, non da voi. Zio Bè, ma facete... Ma c'è la registrazione, c'è stata finita oggi. Non mai da fare un misto stanotte. Sentite, ma voi non dormite sicuro stanotte, non dormite perché dopo venga a servizio. Che fa? Che facete, zio Bè? Voi dopo dormite per sempre, dormite. Sì, beh. Perché, zio Bè, che vuol dire morire per Voi sempre? dopo dormite per sempre, ricordate. E perché, zio Bè? Vi venga a servizio. E zio Bè, io volessi che da stesso presidente venissi in diretta, non offendendo la scuola che sta dall'altra parte. Il presidente vi piglio il carofono, volesse, poi metto in bocca. O garofano. Perché il presidente lo sa fare. Non sto sbagliandissimo. Oppure, zio Bè, oppure Don Beppe o da Baccare, come si chiama? Sì. Pure a lui io chiedo scusa se ho sbagliato, però vorrei sentire cosa ho detto di aver sbagliato in questo modo. Vado sempre a registrare. E poi decido quando ho fatto schifo. Calmate. Voi un uomo che potete essere un figlio, lo meno un nipote, lo meno, mi offendete che la maniera. Ma zio Bè, ma io non vi volevo offendere, Io non vi offendo perché sono un signore, però vi dico solo che si dà occupato una monnezza. Poi lo zio Bè, io voi loco, Non mi permette, Santiti, non mi permette. Santiti, non mi permette di dire parole volgari. No. Però vi dico solamente che voi siete o funne tutta la chiave. Che non è volgare. Comunque zio Bè, io vi Non mi ringrazio. permette di dire parole, perché a questa radio non ti dici le parole. Comunque zio Bè, io vi ringrazio, questo però penso che l'abbia sentito pure Peppe il tabaccaio del presidente. Poi domani mi diranno un po' se ho offeso io a voi oppure mi avete offeso voi a me. Santiti, ma quello che conta è che ha offeso prima. No, zio Bè, ma io Non lo non... posso dire tutto quello che voglio, ma non lo faccio mai quello che mai hai fatto voi a me. Zio Bè, io non vi ho offeso e né era mia intenzione offendere. Io? Ma non c'è scritto niente, ma non lo so perché sappiate che sta maniera. Hai capito? Ma scusate, Io sono 10 anni così, sono 18 anni che sono a questa radio. Nessuno si è mai permesso di offendere direttamente di questa maniera. Ma Ma ricordavo una cosa, a lasciare con cucchiaio in due feti. Cioè, beh, non scordate che io sono sempre una guardia e vi chiamo una botta di pistola in pronto. Ah, guarda, sentite, io la vostra pistola, la vostra pistola, la uso per prelunga e mi vado a fare una pisciata in due vita. Scusate, scusate, avete mangiato alla pippa, non potete pure al vigilino. No, cioè, beh, la verità proprio ancora non ci ha mangiato. Uscite fuori, guarda, lo tenevi pure tu, fuori, 10 fuori, uscite fuori, si dà un mezzo di cristiano, fuori. E stamana impamagata a curtellare, io per cato stile in dove
e infame vita me va abbandonata, ma hai detto un'ammorata mia esaccente, ma che sbagliando solo per trovare, e mani odore che sto delinquente, che va c'era tua maledetta, c'era delinquente, c'era tua maledetta, c'era delinquente, sentite la canzone. la legge ma facci che mano me, La legge ma facci che mano meglio. sposando due innocenti, o suo esatta Signora, Buonasera, zio Peppe. buonasera signora, non mi basta per ringraziare che è stato telefonato signor. Zio Peppe, comunque, niente, vi ho chiamato proprio per salutarvi. Signore dato, io sono stato offeso troppo assai stasera, Zio ma ho Peppe, venduto tutto il falso cristiano che ci assiste. zio Peppe, non vi offendete. Vicino a me a pistola, quando mai qualcuno mi ha minacciato con la pistola a me? Quando mai? È giusto. Signor, mi dovete scusare, No, mi dovete zio scusare, Peppe, non- ma voi che hanno uscito il carattere mio, io sono una donna che si può tenere fatti e chista. È giusto. Dite, signor, dite voi, Certo, Dite voi. per carità hanno sbagliato, ma dite voi che comunque... siete la famiglia, la vecchia famiglia della Radio Giorgio. Comunque non vi pigliate collo, zio Peppe. Non date retta, non pensate a nessuno, un altro po' che finita la Signore, trasmissione. ti devo vedere morto. La già avrei morto, signore, la già avrei... E fa la sorcia finire... Li vedete morti, non La vi già avrei preoccupate. morto, signore. Comunque zio Peppe, io ho avuto il bisogno di salutarvi Grazie, stasera, signore, grazie. perché stasera non so, vi sento proprio tenero, tenete una Signora, tenerezza Signore, tengo ancora stracciato stasera perché questo povero ambasciato sta tagliando per loro, signore. mi Tiene sento una molla- solo, Signore, tengo la molla si è fatto come una pribocina. ho capito, Povero cristiano, mi sento povero molto disgraziato, solo signore, stasera, povero e disgraziato. pure per questo vi dovevano E poi, signore comunque- ambasciato, veramente va bene la Radio Giorgio. Certo, Con come no. questo errore che tengo, con queste cose che tengo, è venuto a basso la radio, signore. Mentre la gente non mi sapeva il tavolino, ho mascato un signore, ho mascato un uomo a posto, Certo, è ho vero, mascato la Radio Giorgio si facesse accedere. è la verità, Questa è la moglie, signore, sono due, uno giuttato e qua la nata. è vero. Comunque Pronto? zio Peppe, niente, io ormai è quasi finita la trasmissione, Sì, io vi saluto, Grazie, vi auguro una signore. felice notte anche a voi. e niente, se oggi è il compleanno del presidente, non lo so, auguri per lui, ma non credo. Signore, io non so perché se niente, mi state dicendo qui a No, me. zio Peppe, ma il presidente non ha detto niente se è il suo compleanno. Non so niente, a me non mi ha detto niente, non so niente. Ho capito. Comunque niente, buonasera alla fascia di ascolto e buonanotte a voi, Don Grazie, Peppe. signor, Siete buonanotte. contento che vi ho telefonato? Sono zio Peppe? felice, signore, sono felice assai. Io vi ringrazio. Sono Comunque felice assai, buonanotte. signore. Buonanotte. per Buonanotte, tutti. bella signora, Ciao. buonanotte. Minchiateca. Pronto? Faccio prima. No, buonanotte, arrivederci. A me non mi piace a parlare con voi. Buonanotte. Attendice? Buonanotte, non mi piace. Pronto? Pronto? Grazie assai, voglio, buonanotte. Buonanotte, voglio, buonanotte. Nada volta. Pronto? Sono un signore, potete dire la Luccanna, la Alice la Luccanna. Grazie, buonanotte. Signori, dei signori, metta la coppa ai signori. Grazie anche a voi.
Arrivederci. Allora, riesci fuori. Una bella canzone, noi ci allegriamo tutti i detenuti, sanno allegriamo. E con questa pistola sai questo, un piede sposi. Con piede sposi col la pistola. Niente per nessuno, siente mai te, siente mai te, niente per me, niente per nessuno. Niente per nessuno, giurai e morì, perché la sora mia, e mi batte l'ultima perché, stasera manca Dio da possa la fare, sotto gli anni che ne voglio sottamire sta pistola, calibro 9, calibro 9. 40 facce stomaco chiamo, ara che morte invece viva ancora, a quando deve campare, si sta curando sangue, sta venendo sta calogna. Una canzone dedicata da voi a fine programma quando vedete stasera manca Dio da Grazie, buonanotte, dopo ci mandiamo una canzone. Per giornale, arrivederci. Oggi un male non può fare, stasera l'ha già accisa con sti colori per sta pistola, calibro 9. Basta coscienza che l'amore era figlio, era innamorata mia, che veneva a mi trovare, quando dico stamattina per scappare a fare pena, con un mitre fatto fuoco, ma le accise le ha pagate.
raffichemi, trai una raffichemi dentro lo stomaco, Zio dopo Peppe, tutto quello che sanno mangiato. Zio Peppe. Signora, buonasera. Buonasera, carissimo Buonasera, Zio Peppe. signore, come state? Zio Peppe, non c'è male. E dopo passate mio marito in privato, per piacere. Vostro marito, signore? Un attimino in privato gli voglio Ci troppo domandare faccio una parlare, cosa. signore, come sta combinato, Lo so, signore? purtroppo con lui vi ha Sì, dimostrato signor, anche ma stasera. veramente ci ho dimostrato stasera, Don veramente, Beppe vi ha dimostrato come va stasera. bene la Radio Esatto. Jolly. No, ma soprattutto la Radio Jolly vi stima e vi vuole bene a voi. Signore, veramente guardate un galantuomo vostro Ma marito. questo non lo dovete dire Signore, voi. ci vogliamo fedenti e merda, signore, veramente fa schifo. Don Beppe, Signore, voi mi capite a me che lo voglio dire. Voi mi capite bene a me che Don lo voglio Beppe, dire. non mi fate ridere perché Vostro non marito è un galantuomo, è Ma non un è il caso signore. che lo dite signore. voi, zio E chi lo Beppe. parla male da passano qua, signore, ma veramente. non solo una passano guai, sono tra la lingua. Signore, chi non fa quello che ha fatto un basciato veramente ci veniamo la tanta. Aspettate, signore, aspettate. Prego. Pronto? Ma il telo Maitello e fa con me, Maitello e fa con me, Maitello e fa con me, e passuto con me e tu ti mangi un cazzo. Zio Beppe, Dici. a parte non voglio parlare niente, purtroppo che io domani non so se posso chiamare a Ugo. Sì. Io è quasi mezzanotte mi anticipo a fare gli auguri a carissima Antonio da Sant'Anastasia. Sì, guardate, Gli auguri più belli Antonio per te, che dire, un bacione forte forte fraternamente a te, alla signora Rosa e alla piccola Imma. Perché non so se domani sta a casa o no. veramente un galantuomo, Sì, guardate. Don Beppe è un carissimo amico di Radio Jolly. È un galantuomo veramente da campare 100 anni fuori a chi che te. Certamente, zio Beppe, niente, io vi saluto. Capite? E Don Pasquale, vedete, ci sta succedendo come No, sta Don Beppe, io combinando. voglio mio marito in privato. Guarda, per sì, piacere. mo bene subito, Don Sì. Pasquale ci sta pigliando già la canzone o a banda, non so chi ci sta Certamente, pigliando. auguroni di vero cuore da parte mia e da parte di tutta la mia famiglia. Auguroni Antonio di vero cuore, che possa vivere sempre felice insieme alla tua Rosa, alla piccola Imma, con tutto il cuore. Auguroni di felicità e benessere per tutto Devo il morire, devo morire. Chi è deve morire? Non Zio Beppe. vi permettete di chiamare presidente, vi chiama la radio a Fiesta. Per carità, ma Non sbagliamo. me ne riguarderei, zio Beppe. Ah, Ma sentite fra a me. voi e il presidente ci passa una A me grande presidente. differenza. Amore Dio. Allora tanto pure, come si chiama? Giruzzapa? Come si chiama? No, il signor Antonio da Sant'Anastasia. Antonio Sant'Anastasia. Certamente, zio Beppe. Perché in solo paese non mi piace Io assai. vorrei che magari fosse all'ascolto per venire in diretta. Signor solo paese non tanto mi piace. vabbè, zio Beppe, zio Beppe. Aspettate un momento, signor, pronto? Oh, Presidente, sì, avete ragione. Avete ragione. Sì, guardate, il Presidente si è giunto a fare fotografia. Si è giunto a fare fotografia perché hanno essere pronta. Un bacione a Margherita, un bacione forte forte, Margherita. Fino a me. Che ha detto, zio Beppe? Come? Che ha detto? No, signora, il tuo Presidente voleva sapere a Rossi, si è giunto a fare fotografia. E vabbè, il presidente sta giuliando. Servono Le per so- fotografie di servono- belle una volta, zio No, Beppe. servono per soprannicchio, signora, ormai sta sotto da qua. Niente, zio Pronto? Beppe, io voglio lasciare. Volevo tanto... Buonasera. Ciao, Biagio. Ora sì, è giurato Salvatore, ma per fotografia del presidente. O consigliere Luciano, buonasera. Biagio. Buonasera, via Ciao. tanto auguri per Cima Stuaglio di Sant'Anastasia. Certamente con tutto il cuore. Peccato che stai casa a suo Ma paese, mi pare che oggi è pure compleanno del presidente, no? non sa niente, adesso Biagio. dopo non sa. La famiglia è tutta a posto? Sì, sì. Un bacione a te e alla tua famiglia. Diamo tanti auguri al presidente pure per il compleanno suo, no? Ma perché oggi è il compleanno di Ah, presidente? così ci sono tutti i ricchi. Ah, auguroni felici. Ma non credo, guardate, non credo Ma proprio. io non credo perché se O fosse... presidente di Biagio, Eh. se era il compleanno del presidente, noi conosciamo bene il presidente, senz'altro avrebbe fatto uscire la banda. Modestamente. Quindi allora per non sapere niente non è il Non compleanno voglio del credere che presidente. sta risparando, Ma che chi maronna. è Zio Beppe, ma foto... Zio Come Beppe, persone sta risparando. Zio Beppe, Sì, signora. ma a volte fanno anche i pigri. Come? Si Peppe si è pigliata... No, i signora, soldi, fanno non i facciamo picchi, fanno i male. picchi. Certamente. Signori, ce n'ha mai? Un bacione, zio Beppe, ciao Biagio. Un bacione, state privatamente, un Pasquale, bacione, vado in privato per piacere. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Un saluto a Giulia. Grazie, buonanotte. Buonanotte. Tanti auguri.